dal 62 sono insieme, l'organico poi nel tempo si è allargato, ha incluso anche un coro importante. Sto parlando degli amici del gruppo folk Ortobene di Nuoro, che guadagnano l'ingresso. Adesso li vedremo arrivare, eccoli qua, un applauso agli amici di Nuoro. Dicevo dal 62, ma in questi anni ovviamente, come sempre la storia delle formazioni, si sono avvicendati tanti amici che hanno ovviamente alimentato la passione per la tradizione con impegno, ricerca, fedeltà, rigore. Ogni gruppo stasera avrà a disposizione la possibilità di esprimersi con una danza, con un ballo, oppure con un tempo strettissimo a disposizione, assegnato uguale per tutti. Potranno anche creare due momenti nello stesso istante. Insomma, cosa avete scelto, Ivan, per rappresentarci a noi? Ma iniziamo con un passo di Passo Torrao e poi giriamo a ballo tondo. Quindi vediamo allora questa accoppiata vincente. Quindi il gruppo folk Ortobene di Nuoro. Ivan, che cosa è successo? Allora, è il problema di prima? Lo posso spiegare, perché sennò dicono che siamo impazziti noi. Allora è successo questo, che c'era il gruppo di Nuoro e stava impazzendo, ha detto vi prego di iniziare, perché il vigile stava portando via una macchina di qualcuno di voi. La coppia che è qua da stamattina, che ha sudato per tutta la sera, vogliamo ballare anche noi, quindi hanno detto stanno arrivando, e allora abbiamo fatto il gruppo completo, va bene? Era solo quello, perché eravate pure tesi, avete fatto una pessima esibizione, invece così andrà tutto bene. Gli amici dell'Ortobene di Nuoro.
Abbiamo iniziato nel migliore dei modi con la presenza del gruppo folk Ortobene di Nuoro,